continuano gli incontri letterari. Oggi si parla di una scrittrice che viene dall'Iran. Sì, oggi affrontiamo ancora una volta, direi, il tema dei diritti umani e lo affrontiamo ancora una volta accendendo i riflettori sulle condizioni delle donne nell'Islam. È un'occasione straordinaria perché a farci riflettere su questo tema oggi ci saranno due vere testimoni. La prima è una scrittrice iraniana, trasferita insomma dall'infanzia in Italia, che però ha tenuto aperta l'attenzione sulle donne, molte delle quali suoi familiari, sulle donne dell'Islam, del suo paese, sulla condizione delle donne nel suo paese, sui diritti negati delle donne alle donne nel suo paese. La seconda è una testimone che già è stata nostra ospite iraniana, che anch'essa porta ai nostri ragazzi la propria testimonianza e il proprio percorso di affermazione e tutela dei diritti delle donne dell'Islam, anche diciamo, partendo da una visione ormai diciamo, più occidentale. L'obiettivo principale di questi incontri è sicuramente quello di rafforzare nei nostri studenti un pensiero critico e divergente, perché mettendoli nelle condizioni di poter confrontare i diritti delle donne nei paesi occidentali e quelle dei paesi dell'Islam, io credo che numerosi passi avanti possano essere fatti dalle nuove generazioni per l'affermazione dei diritti delle donne e soprattutto la tutela di quelli che purtroppo in alcuni paesi ancora mancano. Parliamo di questo libro, La notte sopra Teheran, quanto è autobiografico e quanto parla anche delle problematiche del luogo, cioè della vostra nazione. Diciamo parte dal mio vissuto per arrivare a oggi a raccontare quello che accade in Iran fino al settembre del 2022, quindi volevo da un lato raccontare la prima parte della mia infanzia che si svolge a Teheran e poi il mio arrivo in Italia, ma che comunque continua ad andare in Iran e racconto un po' quello che accade in tutti gli anni per arrivare fino al 2022. Ecco, di cosa parla esattamente il libro? Il libro inizia con l'immagine di mio padre che mi prende tra le sue braccia e da lì capisce che non era un paese sicuro per sua figlia e quindi ha iniziato a capire i tempi e le burocrazie per potersi trasferire in Italia. E quindi arriviamo in Italia dove io incontro tantissimi pregiudizi e stereotipi e se da una parte rinuncio un po' alla mia cultura di base perché era motivo sempre di atti di bullismo nei miei confronti. Però poi con il tempo capisco che invece la mia prima cultura è importante e quindi la riacquisisco cerco di portare avanti entrambe le culture che avevano poi ovviamente convissuto in me. Però contemporaneamente ho uno scambio epistolare e poi tramite email con la mia cugina Setare, che lei invece è rimasta in Iran e quindi poi racconta anche lei quello che accade a lei tutta la fase della sua crescita, anche i primi amori e fino al movimento Donna Vita Libertà. Ecco, perché è stato difficile inserirsi in Italia? Uno degli stereotipi qual è stato? Sicuramente per gli iraniani è complesso ricordare o spiegare che noi non siamo di lingua araba e non siamo di tradizioni neanche legate alla religione. Tutte le nostre festività derivano dal zoroastrismo, la nostra lingua è il farsi, di radice indoeuropea e quindi nonostante geograficamente sia collocata nell'area cosiddetta Medio Oriente, non ha una storia a sé, ha una lingua a sé e quindi è un continuo richiamare quello che è la storia, però partendo proprio dall'impero persiano, che è un po' quello che inorgoglisce tantissimo gli iraniani e che poi li distingue un po' per la loro provenienza e il perché oggi noi celebriamo tanto
le nostre origini e perché le rivendichiamo con soprattutto il movimento Donna, Vita, Libertà. Ecco, avvicinare le due culture, iraniana e quella agrigentina, quella italiana, oggi attraverso la testimonianza di una collega che viene dall'Iran per raccontare proprio una storia vera che è successa. Oggi abbiamo l'onore di avere Pegah qua con noi e fare un tocco e un racconto del suo libro che ci porta ai episodi di avventura di queste due ragazze, confrontarlo con diciamo, le vite di noi donne qua in Occidente. Io posso diciamo, fare una testimonianza di mia vita in Iran, però sono anche un po' qua per ricordare a tutte le donne che i nostri diritti qua sono veramente sacri e anche qua dobbiamo metterci tutto per proteggerli.